Allora, abbiamo qui per Assoverde, che era in scaletta un po' prima, ma mi dicono che è arrivato, l'ingegner Francesco Buccelletti. Buonasera. Lei ha da raccontare. Perfetto. E dopo l'ingegner Buccelletti volete fare 5 minuti di pausa? O andiamo avanti filato? Una pausa, mi dicono, mi spiace. Prego. Allora, intanto buonasera a tutti, ringrazio l'associazione, ringrazio Alberto che ho conosciuto stasera. Io sono Francesco Buccelletti e rappresento Assoverde, precisamente sono membro del Comitato Regionale Toscano. Porto innanzitutto i saluti della Presidente Rosi Sgaravatti che non è riuscita, lei abita in Sardegna, non è riuscita a conciliare la fase logistica con alcuni impegni personali e di tutto il Consiglio che siamo in fase elettiva, quindi diciamo Consiglio uscente. Assoverde, cos'è Assoverde? Chi siamo? Assoverde è un'associazione a livello nazionale che è nata nel 1982 e raccoglie circa 200 associati a livello nazionale, abbiamo soci dal Trentino fino alla Sicilia. Chi sono i soci? I soci sono principalmente imprese, aziende che lavorano nel settore del verde, del paesaggio, dell'ingegneria naturalistica e tutto quello che riguarda un po' la cura dell'ambiente. Siamo organizzati anche con un settore di professionisti, quindi c'è possibilità anche per i professionisti di aderire e anche per i produttori, quindi produttori di piante, in questo caso vivaisti. Abbiamo insomma un settore diciamo di associati che conduce direttamente insomma la produzione. L'approccio che noi abbiamo costruito soprattutto in questi ultimi anni è infatti un approccio di filiera. Visto diciamo quello che è l'aumento di sensibilità ovviamente sul discorso del verde, sul discorso del green, quindi del paesaggio, conservazione e tutela di quello che è l'elemento vivo, insomma, di quella che è la parte architettonica e paesaggistica anche dei nostri beni culturali, abbiamo deciso di affrontare appunto approcciare insomma il sistema associativo con un approccio di filiera, quindi coinvolgendo sia la parte progettuale, la parte produttiva e la parte esecutiva con le aziende. Quello che diciamo è caratteristico e riguarda più che altro questa sede è che all'interno dell'associazione ci sono molte imprese e aziende che hanno un background culturale anche di operatività e anche storico che riguarda il verde appunto correlato ai beni culturali, quindi parchi storici, giardini storici, tutto quello che diciamo rientra nei beni tutelati, quindi a corredo di quelle che sono anche le nostre ville, insomma tutti i nostri musei. Siamo a Firenze, quindi siamo un po' nel regno quindi dei parchi e sottoposti insomma a tutela. Ecco, quello che è interessante che volevo riportare qui è che appunto è stata stipulata una convenzione fra la nostra associazione e Confrestauro proprio per cercare di più che altro da parte nostra cercare di avere insieme a Confrestauro una visione un po' più unitaria di quelli che sono alcuni aspetti, in questo caso appunto la parte del verde, che sono strettamente correlati con quelle che sono appunto i beni culturali soggetti a restauro, soggetti a lavori. Questo perché? Perché, come dicevo prima di tutto riteniamo comunque di avere con questo lavoro che abbiamo fatto di filiera anche un settore abbastanza aggiornato. Considerate che Assoverde redige ormai da diversi anni un preziario nazionale di riferimento proprio per le opere a verde e negli ultimi anni è stato anche sviluppato con particolare cura, è un preziario ovviamente di riferimento che si può usare a livello di analisi prezzi per poter costruire nuovi prezzi. Abbiamo appunto sviluppato una parte proprio su quello che è il verde storico. Questo perché? Perché anche per le imprese lavorare del verde, del nostro settore, lavorare in ambienti tutelati, in ambienti con particolari vincoli, anche nel verde,
non serve spesso soltanto il semplice giardiniere, ma forse a volte, anzi ci siamo resi conto lavorandoci, che quello che riguarda un po' la sensibilità anche dell'operatore stesso, di tutta la struttura aziendale verso quelle che sono le caratteristiche di alcuni siti, dei siti che sono, diciamo, più sensibili dal punto di vista culturale. Quindi non è la stessa cosa andare a lavorare su un giardino pubblico di un verde industriale, di un verde, diciamo, di un'urbanizzazione, rispetto a quello che è lavorare come operatori dentro un verde storico. Ecco, quello che abbiamo voluto fare con l'associazione Confrestauro, appunto questa convenzione che ci piacerebbe che portasse a degli obiettivi anche pratici, che potrebbero essere obiettivi di ricerca, di sperimentazione, e di poter partecipare anche diciamo, a iniziative come quelle che venivano, diciamo, come dire, presentate prima, quindi anche a livello di bandi, a livello di accedere a finanziamenti, a livello di mettendo proprio insieme queste nostre caratteristiche, soprattutto vostre, ma anche nella parte nostra, quelle che sono le nostre, diciamo, la nostra ricerca, il nostro piccolo studio, il nostro know-how, la nostra storia di quello che riguarda appunto i giardini storici. La formazione, perché sicuramente da parte di Confrestauro nei confronti diciamo della nostra associazione sarebbe interessante costruire dei tavoli, potrebbero essere anche delle borse di studio, dei stage in azienda, anche per formare proprio figure che sappiano operare, okay, all'interno di questi contesti. E quindi fare eventi come questo, che sicuramente per noi sono dei palcoscenici, diciamo, abbastanza importanti e a cui teniamo molto. Questo aspetto del verde, che oggi rimane sempre più nelle corde, insomma, sia dell'opinione pubblica che anche, diciamo, di quello che è il cittadino comune, noi crediamo che sia un modo anche per poter rendere vivi continuare a rendere vivi quelli che sono i nostri beni culturali, che hanno una parte in muratura, una parte di arredo, una parte di servizi e tutto via discorrendo, ma anche una parte viva, che è la parte del verde, e che è quella che, se ci pensiamo bene, è quella che dà un po' lo spirito e l'anima. Si parla di architettura del paesaggio, forse un po', non vorrei dire cose che magari qui non sono ben accette, però si parla anche di architettura del paesaggio proprio in quest'ottica qua, un'ottica unitaria di visione di quello che è un bene culturale. Si parlava prima di leadership europee, sentivo prima l'intervento precedente per quanto riguarda che noi, insomma, facciamo scuola. Ecco, dovremmo fare scuola, e sicuramente lo facciamo anche dal punto di vista di costruzione, l'abbiamo sempre fatto dal tempo dei Romani, costruzione di giardini storici, di parchi storici e di vivibilità e socialità all'interno di questi connessi, chiamiamoli così, alle strutture tutelate. Grazie. Allora, dovete sapere che nel mese di maggio comunque chiuderemo l'accordo sempre con Assolverde e con Confagricoltura Nazionale. Questa è una cosa che stiamo lavorando da mesi e siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo, quindi Confrestauro farà l'accordo Assolverde e Confagricoltura, appunto per andare poi a recuperare nelle aziende agricole il patrimonio storico, che ovviamente ce n'è tanto. Quindi questo è un altro accordo importantissimo, e questo ci permette poi di entrare in quell'ambito importante che in questo momento qua è fondamentale, perché dal punto di vista anche economico sapete perfettamente che le aziende agricole hanno un sistema di defiscalizzazione e fiscale eccezionale, godono di finanziamenti e soprattutto guadagnano tanto, perché soprattutto nel settore della vitivinicoltura, quindi dei vini, e quindi dare un servizio anche a loro nel recupero del patrimonio, nella catalogazione anche del patrimonio, è una cosa molto molto interessante. Volevo solo dire questo. Grazie. Fatto benissimo. Grazie. Grazie a voi.